Buonasera a tutti, ospite di qdpnews.it Vanni Tonon, che detiene un record particolare. Ci spieghi qual è la tua specialità, Vanni? Allora, nel 2011 ho vinto il record come chitarrista più veloce del mondo e con la velocità di 340 bpm e poi l'anno successivo, nel 2012, sono stato inserito nel libro del Guinness World Record. Beh, un'esplosione di popolarità presumo dopo questo record. Sì, mi ha permesso di incrementare sicuramente la popolarità e avere una certa esposizione. Ma tu, a parte il record, sei un musicista, hai un complesso, che genere di musica ti piace? Che genere di musica esegui? Allora, io sì, sto lavorando al mio album, ai miei brani inediti e il genere che prediligo è il rock, però con influenze jazz, fusion, quindi ecco, quello è il mio genere. Tu sei di Vittorio Veneto, perciò sei un orgoglio della trevigianità. Speriamo, speriamo. Sì, sono di Vittorio Veneto, comunque sì. E una cosa, tu hai anche studiato, perché non è che sei diventato un musicista così. Ci spieghi una laurea un po' particolare. Sì, ho iniziato a studiare da giovanissimo, ho preso la chitarra in mano a 4 anni e poi sì, successivamente ho studiato al Conservatorio di Adria dove mi sono laureato in jazz e all'MMI di Treviso dove mi sono diplomato in chitarra fusion. E qual è il genere di musica che ti piace suonare? Rock, jazz, fusion, sì, quel genere lì. E hai un complesso, sei da un solista. Sono più solista, diciamo, sì. In futuro proverai a battere il tuo record? Ma adesso la categoria è stata chiusa, è stata frizzata, diciamo, quindi mi sto concentrando di più sui miei brani. Ma forse è meglio così, perciò il tuo record diventa imbattibile. Sì, sì, poi qualcuno ci ha provato, eccetera, eccetera, però dai, l'ufficialità nel libro è rimasta a me. Perfetto, grazie mille e ospite di QDP Vanni Tonon.